Buonasera cari Buonasera a amici, tutti. buonasera cari amici, buonasera e benvenuti di nuovo alla Diretta, live, sì, esatto, la come diretta promesso. e questa volta il vostro Marietto Veneziano vi ha portato Piazza San Marco, ma soprattutto la Hildegarda, eh. Piazza San Marco la possiamo sostituire, ma Hildegarda no, eh. Quindi approfittiamo anche questa sera di questa. E il vostro Marietto vi ha portato a Piazza San Marco, la vostra Hilde nel solito posto. Per non sbagliare, la Hilde Per dice, non- io sono una garanzia, sempre qua. vedete cari amici, guardate che spettacolo, siamo in Piazza San Marco, adesso mi sposto per farvi vedere un po' il golfo, così che potete. Ma Mhm. intanto Hilde, hai visto oggi che siamo andati sullo Stelvio insieme? Sì, diciamo che io sempre da qui mi sono vista lo Stelvio anche con gli altri. Ah, lì, insomma, ci sei stata spiritualmente, via. Diciamo Guardate che. così. Andiamo così. Hilde, cosa mi racconti? Dai, dici qualcosa. Ma allora abbiamo promesso di parlare dei nati del 19, dunque manteniamo la nostra promessa, anche perché probabilmente qualcuno lo aspetta. Altro che qualcuno, altro che qualcuno, mi chiedono sempre questo di te. momento. Sì, Grazie. E allora cosa ne dici se cominciamo? sì certo, Abbiamo, Hilde. abbiamo appunto iniziato già questa mattina, dunque già un sostegno lo abbiamo dato per quanto riguarda i nati del mese di luglio. Sappiamo però probabilmente qualche nuova persona si collegherà oggi e dunque dovresti seguire il microfono. Purtroppo cerco di fare il possibile perché ho visto che sullo Stelvio era un pochettino noiosa la cosa. Sì, mi sono reso Sì. conto. Purtroppo sapete siamo a Piazza San Marco Venezia, qualche pecca si può accettare. Comunque come va adesso il microfono? Ora Quindi, meglio, se riesci a tenerlo nascosto nel colletto, riusciamo a sentire te, ma non siamo infastiditi dal vento. Dunque, sì. dicevamo che i nati di luglio ricevono innanzitutto gli influssi della costellazione Leone, quale reggente del mese di luglio, appunto. Tramite questa costellazione ricevono un influsso, tra l'altro, a livello caratteriale. Ciao Sara, che attribuisce, ciao Lara, che attribuisce a questi nati un carattere nobile, generoso, che ha un aspetto spesso superbo, ma in realtà nasconde persone di buon cuore, dunque molto disponibili anche ad aiutare gli altri, persone che comunque ricevono una spinta molto particolare a ottenere comunque nel tempo sempre, diciamo, posizioni di comando nei lavori che svolgeranno. Dunque, questo più o meno è comune a tutti i nati di luglio, poi chiaramente in base alla prima costellazione, ma anche al giorno settimanale di nascita e ad altri fattori che andremo a vedere, chiaramente questa cosa assume tonalità e a volte viene anche completamente ribaltata, dipenderà tutto da che genere di collaborazioni si creano fra gli elementi e le costellazioni. Dunque, i nati del 19 hanno questo influsso della costellazione Leone e nella stella Capo ricevono gli influssi di Acquario. Dunque abbiamo persone che una fortuna oscillante, però positiva, alla fine sarà qualcosa di valido, anche se avranno sempre un aspetto probabilmente molto più elevato, diciamo così, rispetto invece a quello che sarà veramente, nel senso che probabilmente per il loro contegno, per il loro modo di apparire, eccetera, sembreranno molto possidenti, molto ricchi, e in realtà magari non c'è questa cosa dietro. Ad ogni modo abbiamo un carattere raffinato, signorile,
ricordiamoci che anche la costellazione Acquario è una costellazione molto positiva che ha comunque una spinta all'indipendenza, ad interessarsi delle cose tecnologiche, ma anche di proprio tecnologia di precisione. Dunque abbiamo comunque davanti persone che potrebbero anche interessarsi di questo, dunque lavori di tipo industriale, ma anche commercio di cose di questo tipo, dunque di meccanica di precisione, oppure qualcosa legato al settore anche finanziario, che potrebbe essere appunto appartenente all'influsso di Leone. Abbiamo però comunque persone affabili, sincere, magari anche eccessivamente a volte sincere e comunque sempre positive, ottimiste. Abbiamo in effetti, bene Carla, sì, anche se quando dici io sono Acquario significa io ho il Sole nel segno Acquario, qui guardiamo le costellazioni e dunque è un approccio molto differente dell'astrologia, però comunque i significati sono simili, perché è la costellazione che genera l'influsso di matrice solare che poi determina il segno. Dunque effettivamente riconoscerai questo amore anche per le materie ad ampio respiro, nel senso che tutte le costellazioni Acquario, soprattutto quando sono in posizione di stella capo, inclinano, cioè la costellazione Acquario in tutte le volte in cui si presenta come stella capo inclina i nati a anche per esempio discorsi come grandi associazioni tipo per i diritti, umanitarie o cose che comunque li spingono a occuparsi di questi grandi temi. Dunque c'è comunque una generosità d'animo, una voglia di cambiare le cose in questi nati. Alcune caratteristiche di questo quadrato in particolare, abbiamo la presenza di tutte e quattro le costellazioni di primo gruppo, dunque questo significa che questi nati comunque avranno una vita dove sì, si dovranno impegnare, movimentata, perché Sagittario e Pesci, che fanno parte di questo primo gruppo, inclinano ai viaggi e agli spostamenti, e probabilmente con l'opposizione di Gemelli, che comunque sorregge, fa lo stesso parte del gruppo di Aria e dunque alimenta lo stesso l'aria dell'Acquario, però probabilmente rende questi nati un po' più dispersivi. Dunque diciamo che comunque le forze in gioco sono piuttosto positive, la chiusura è un po' debole, è basata su costellazioni di terra, dunque comunque a queste persone non mancherà mai una, diciamo così, una base solida nella loro vita, però non sarà di matrice tanto elevata, e comunque la chiusura soprattutto della costellazione Vergine li spinge a preoccuparsi per tante cose, soprattutto nel quotidiano, oppure preoccupazioni nell'ambito della salute, a volte proprio solo ansia che questi nati hanno, un po' di insicurezza, magari talvolta possono essere un po' carenti in autostima, e soprattutto bisognerà che facciano attenzione a eventuali operazioni o tagli chirurgici all'altezza della gola o comunque interessamenti all'addome, dunque intestino e il basso ventre. Grazie Carla. Bene, I complimenti Hilde si prendono sempre, eh? Sì, fa sempre piacere, grazie. I complimenti li prendiamo sempre, grazie Carla. Sì. Bene, diciamo che ho detto a sufficienza per questi nati. Un altro settore di interesse, intanto dovrebbero fare attenzione alle cadute, perché potrebbero avere interessamenti alle braccia, alle spalle, alle mani, e poi potrebbero essere soggetti a forme di raffreddamento o proprio inteso come raffreddori, affezioni alle vie respiratorie e probabilmente a volte con un'origine così improvvisa che però appunto con la costellazione Pesci a seguire vanno poi via da sole, ecco. Bene, io ho più o meno fatto un quadro per i nati di questo giorno, dunque sicuramente riprendiamo l'argomento domani con i nati del 20 luglio.
Sì, ma tu conosci ormai il Marietto veneziano, ma che energie ci sono a Venezia, visto che vi ho portato qui tutti? Dimmi cosa pensi di Venezia. Tu? Allora, Eh, Venezia intanto è una città che a me piace moltissimo perché è unica nel suo genere. E poi mi facevi notare tu che è stata costruita in una maniera veramente che per l'epoca era non all'avanguardia di più, perché è tutta basata su una serie di palafitte, no? Costruite tanti secoli esatto. fa. Dunque è straordinario che sia ancora lì e che sia così meravigliosa. Dunque è chiaro che a Venezia si annusano proprio le energie, la magia nell'aria e non è solo una magia legata al romanticismo che questa città in fondo induce o comunque porta con sé, ma anche proprio la sapienza di mastri costruttori che sicuramente conoscevano delle cose che oggi sono andate perse, avevano una sapienza e una conoscenza proprio in base sulle costruzioni, dunque si capisce che evidentemente è stata costruita da certe cerchie che avevano competenze oltre quelle prettamente Sì. tecniche. Dunque hanno fatto di Venezia una grandissima città, tra l'altro il simbolo di Venezia è il leone, tanto per restare in tema col dominio mensile dei nati di luglio, dunque il leone è un simbolo molto importante associato a forze solari, di matrice solare, dunque diciamo che siamo in tema esoterico, in pieno tema esoterico. Dunque, Allora dici che ha fatto bene venire a fare una operazione nostalgia in Marietto veneziano Venezia? hai fatto benissimo, bravo. Sì, Va sì. bene, promosso, promosso. Bene, allora cari amici, puoi anche rinnovare gli inviti perché questo video lo vedranno altre 200-300 persone e come dico sempre c'è sempre un 60-70% di persone nuove, no? Quindi potresti dire anche, come si suol dire, grazie Sara, la Sara è sempre, come si suol Sì, dire, ai sì. gusti come noi, grazie Sara. Ma voglio dire, ma puoi rinnovare gli inviti per gli appuntamenti perché so che domani sera c'è qualcosa, no? È giusto, domani sera abbiamo innanzitutto il gruppo Telegram dove ci incontriamo ogni lunedì, è un gruppo aperto a tutti, un gruppo gratuito, basterà avere l'applicazione Telegram installata su uno dei vostri dispositivi e cioè cliccare sul link di invito. Dunque verrete automaticamente aggiunti al gruppo e ho visto il leone, l'hai visto sulla colonna? Altro che, guarda che leone, Sì, guarda sì, che leone. bellissimo. Bene, e dicevo appunto che abbiamo questo primo appuntamento dalle 20:30 fino alle 21:30 e poi la serata prosegue per quelli che vorranno appunto restare in compagnia della sottoscritta. Beh, intanto il gruppo è insieme anche al Marietto, poi ci sposteremo, come ho detto, per chi vorrà ancora restare in mia compagnia, sul mio canale YouTube che si chiama proprio Ildegarda, dove terrò la diretta rispondendovi con le sibille a una domanda gratuita. Dunque dalle 21:30 fino alle 22, 22:15 saremo insieme. Mi raccomando, anche al mattino sicuramente il Marietto farà qualcosina sulla sua pagina Facebook, tipo diario. Sempre, sempre ogni tanto mi spuccio un po' di vecchi pensieri, di vecchi racconti a fantasia, Sì, tipo il dottor Franz, il farmacista Eugenio, poi c'era quell'altro, come si chiamava? Il Franz, Eugenio, e poi c'era il Carlo, quello dei cacciatori di teste, insomma questi sì, 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 personaggi sì. che hanno praticamente Colorato il tuo passato. Sì. onorato più che altro il loro passato, cioè il mio passato, li ho incrociati nella vita e praticamente esiste ancora su questo piano terreno, ma ormai penso che sia agli sgoccioli il Franz, no? Franz, Mm.
Vabbè, ci sta perché qualcuno il karma nero lo deve raccogliere, non si può mangiare tutti, Servono anche queste persone. non si può dire a tutti è finita la ricreazione, qualcuno deve stare ancora a giocare, no? E niente, io posso dire che poi ci sarà mercoledì le La sibille. diretta, sì, sul canale YouTube del Marietto Veneziano, Ah, esatto, dove risponderemo in due, il Marietto col pendolino e la sottoscritta con le sibille, però l'appuntamento 20:30 è un altro orario. però poi bisogna ricordare anche alle persone che vengono nome, se non vogliono il cognome, no? Data di nascita e anche l'educazione, no? Perché Sì, ultimamente il problema, sai, è cos'è? il Che noi. caldo, secondo me, dalla testa. No, ma non è il caldo, secondo me più diventiamo un pochettino conosciuti e più in un certo senso arriva anche una fetta di persone che non è che dico che sono randagi, no? Perché sarebbe un eufemismo, ma voglio dire, sono un attimino gente che magari pascola in altri gruppi dove, sai come si suol dire, no? Un po' così Hai e magari l'abitudine a cose vengono. diverse. Secondo noi, ma noi abbiamo un altro taglio, abbiamo un'altra qualità, quindi quando uno viene non è che deve perdere tempo a cazzeggiare, o viene lì ed entra in un posto ed è ospite, oppure deve togliere il disturbo perché c'è altra gente che vuole fare le domande. E questo mi stancherò mai di dire. Poi un'altra cosa che mi stancherò mai di dire è che il PVT è solamente per i nostri clienti che chiaramente O per seguiamo. prenotare consulti, certo. Certo, perché purtroppo io mi sono reso conto che c'è sempre una fetta di persone che mi fa perdere un sacco di tempo perché pensano che io sia lì a perdere tempo, mi fanno domande di si svegliano la mattina, hanno una domanda per girare la testa, mi scrivono un Oppure patafione. un'altra cosa, che qualcuno arriva, ah, ho visto un tal circuito in un tuo video, se me lo mandi. Ragazzi, Esatto, esatto. rimboccatevi le manichine e cercatelo. Esatto, cioè, ma queste qui sono barzellette, cioè io ho 60 Sì, anni, sì. pensate che ho tempo di perdere per una che abita al 15° piano o al terzo piano che non sa che caspita fare in giro per Facebook? Cioè, ma Allora, amici, ma. noi quando ci contattano e fanno il consulto, siamo noi stessi a suggerire dei circuiti, tante volte siamo noi stessi a inviarli alla persona, ma chiaramente è un altro discorso, è collegato a un servizio che diamo. Ma se siete dei follower del canale, per esempio, seguite i video e dove già noi regaliamo tantissimo e vi interessa un dato circuito, andate, perdete un po' di tempo e cercatelo, perché Sì, se ci mettessimo anche dietro ogni singola richiesta, ho fatto questo sogno, chissà cosa vuol dire, cioè capite che non sì, perché siamo. io riceverò almeno 4 o 5 di questi qui che non sanno cosa fare. L'altro giorno ho ricevuto uno che mi ha fatto una domanda per esempio il fatto che in famiglia tutti era uscita una risposta che non si aspettavano. Ma scusate, prima non so neanche chi è, cioè non sapevo neanche chi era. Era uno che a un certo punto si è messo e sono stato lì a perdere tempo a leggere persone che neanche so chi è. Cioè, ma Va qui bene, stiamo. c'è Sara che fa una domanda interessante, chiede se veneziano è riconducibile al tuo legame con Venezia. È certo, è certo. Allora, perché? Allora, adesso vi dico perché. Mario non è il maschile di Maria. Mario sta a indicare Marte. Venezia, se voi andate a cercare l'origine, l'origine era la via che porta Mario. A Marte. Allora, se, a Sì. Marte, e visto che Marte è il dio della guerra, è il dio della guerra che cos'è? Eh, cioè, quando uno va in guerra non è che, capite, è una onlus, Non o, regala caramelle. capite, quando uno va in guerra contro il dio della guerra e dice che torni indietro. Allora, Marietto Veneziano sta a indicare, no, in un modo molto elegante, la via per andare contro Dovete Marte. andare Quando uno va contro Marte, capite che c'è poco da stare allegri. Quindi Marietto Veneziano è una cosa molto elegante per dire che la via è quella, a senso unico.
Ecco perché, così avete svelato, perché se voi andate a cercare su Wikipedia l'origine di Venezia, ce ne ha tante, no? Ma quando il capitano degli Alpini mi ha nominato, cioè mi ha cambiato il nome, no? Ha detto facciamo Venice, Venezia, e facciamo Mario, no? E tutti pensano che Mario è maschile di Maria, invece Mario sta per Marte, no? Venezia sta per la via, quando uno va per la via di Venezia e va incontra Marietto, non sta incontrando il maschile di Maria, ma sta incontrando esattamente qualcun altro. Ecco, Sara, come si suol dire, il succo La di Marietto. relazione, sì, sì, La sì. relazione è in modo molto elegante, no? Però chi è del ramo lascia stare Mario. Lascia stare Mario perché è sempre una via a senso unico. Questo è il concetto. Infatti il mio vero nome è Mario, no? Poi dopo me l'hanno dovuto cambiare perché sennò non c'era più in piedi nessuno. Ok, era solo per svelare perché Marietto veneziano. E Venezia chiaramente, come ha indicato la Hilde perfettamente, è stata costruita, cioè il suo maggior sviluppo è stato nel 1000-1100 e la loro forza è che facevano non solamente palafitte per le isole, no? Cioè per costruire le isole, ma la loro forza era costruire navi da guerra. Avevano il monopolio e quindi praticamente c'è una zona di Venezia, l'Armeria, in cui praticamente in tutto il mondo di allora conosciuto potevano comprare queste navi da guerra che avevano la particolarità, la peculiarità di essere fatte in legno molto particolare. Questo legno molto particolare, no, era un legno durissimo, infatti io adesso in questo momento sono coi piedi sopra questo legno durissimo. Poi chiaramente con l'evoluzione, come lo scrive benissimo il Tuis nel suo libro, si sono in un certo senso spostate ad Amburgo, i veneziani, però la radice di Venezia è ancora qui sotto i nostri piedi, sotto i nostri occhi. Guardate questa bellissima torre e pensate che sotto c'è del legno, no? Quindi in mezzo al mare, no? Quindi dovete pensare che queste persone qui che si dicevano la via, no? Dovevano avere un estro, un ingegno e dei geni che gli spiegavano certe cose che neanche oggigiorno riuscirebbero a fare con i macchinari che hanno. Quindi pensate quanti millenni erano avanti, o centinaia di anni. Già, assolutamente. Aspetta un po', ad esempio, l'emblema adesso vi spiego un'altra cosa. Il leone alato di Venezia, in realtà non è il simbolo di Venezia, come ogni cosa è stato, ad esempio Roma, in realtà si chiamava Saturnia. È la stessa cosa, il simbolo di Venezia, quando voi andate a cercare il simbolo di Venezia, non era leone alato, era un'altra divinità che poi, come Roma è stata nascosta in Saturnia, anche il leone alato là è un bluff, no? Però noi lo lasciamo stare, cioè nel senso che quel leone alato là è un bluff. Fino al 1100 era un altro simbolo, quello di Venezia. Se andate a cercare i migliori libri di esoterismo, di storia, scoprirete che questo leone alato non c'entra esattamente niente con Venezia. Ma questo sempre fa parte del gioco. Il Marietto veneziano sembra tanto simpatico e dolce, ma contiene un'altra realtà. È lo stesso Leone Alato. Il Leone Alato non c'entra niente con Venezia, è solamente che i veneziani, come dice anche Tusis, erano abilissimi a cambiare nome, cognome e anche simboli per confondere. Lo stesso ha fatto Saturnia, che si è trasformata in Roma, no? Infatti, adesso non vorrei dilungarmi in certe meandri. Io devo cenare, Marietta. Esatto, io ho già cenato, la pizza, poi ho bevuto anche una birretta, e quindi comunque la storia ne esce. Quindi il Marietto veneziano, adesso sapete la storia come è nata, no? Fondamentalmente mi hanno cambiato in Venice Marietto, no? E adesso sapete com'è la storia. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto. Comunque andate a cercare, se non ci credete, qual era il simbolo di Venezia prima del leone alato, perché è stato cambiato, e scoprirete che non c'ha proprio niente a che fare il leone alato con Venezia. Poi chiaramente è stato venduto così perché come Roma
si è nascosto là Saturno, lo stesso Venezia si è nascosto il proprio genio che lo difendeva. Io, Hilde, queste qui le ho dette così all'abbraccio, le ho dette in Sono operazione. curiosità esoteriche, non Esatto, sì, da ma poco. certo, perché se le metto a dire in mezzo a Facebook così nascono le guerre cosmiche, no? Geologiche, sì, sì, sì. Esatto. Quindi invece dette così dopo una pizzetta in piazza San Marco che vi avevo promesso che vi portavo e vi avevo promesso che andavo anche sullo Stelvio, oggi mi sono mazzato di curve, ho un fondo schiena che è come Saturno praticamente, cioè come il Sole. Sempre l'anello. Ah, bene, io penso di aver detto tutto, Hilde, sanno tutti il tuo prezzo perché per quelle persone che Ma non ho... sì, al di là dell'astrologia, infatti facciamo anche consulti di radiestesia, sibille, dunque Esatto. comunque appunto venite a trovarci domani così capirete anche un po' altre Esatto, possibilità. e quelli nuovi, ecco, quelli nuovi è sempre educazione, perché nella vita potete fare tutti gli errori, ma quando mancate di educazione, soprattutto quelli più anziani, è una cosa dolorosa per voi e per i vostri genitori, perché vogliono dire che hanno fallito nella vita, hanno mancato il bersaglio. No? Quindi quando andate nei social, certo che se siete abituati ad andare in social dove ci sono delle bestie, questo è un vostro problema, ma quando venite da noi, i nostri amici, i nostri clienti, quelli che ci seguono tantissimo tempo e ci vogliono bene, sono persone educate che hanno una certa qualità, no? E quindi quelli per i futuri che vedranno questo video e riusciranno ad arrivare al 25 minuto, se siete di quello stile della serie mi nascondo dietro un nickname e che siete perfetti avete sbagliato, eh? Come ha detto Veneziano avete sbagliato la via. Bene, Hilde, io posso salutare tutti, lasciamo ancora questo bellissimo campanile. Sì, Cosa va possiamo fare, bene. Hilde? Diamo un buon proseguimento di serata a tutti e ci vediamo domani. Ok, ciao Hilde, ciao Ciao ragazzi, a Marietta, ciao a domani. tutti, a Ciao, ciao, presto. ciao. Ciao, ciao, ciao.